Siamo accanto ai residenti per quelle attività di riprotezione che dovranno ritenersi necessarie. È un tempo di risorse inesistenti per le amministrazioni locali, ma comprendendo quali saranno i disagi saremo lì con loro a cercare di trovare soluzioni che possono lenire. Il sindaco prova a rassicurare le 7 famiglie che sono state appena sgomberate dalla palazzina in via Favignana a Monserrato dopo il crollo dell'ulteriore porzione del costone. Questa mattina Firetto ha voluto fare il punto della situazione sul dramma che si è abbattuto su quelle versante della frazione agrigentina, i cui segnali e avvisagli risalgono al 2004, ma nessuno ha mai fatto nulla, denuncia Firetto. Il primo atto compiuto nell'interesse degli abitanti di via Favignana si iscrive all'amministrazione di chi sta parlando, che è dello scorso anno nell'autunno, quando abbiamo presentato questo progetto qui all'assessorato regionale al territorio e ambiente, che è un progetto che prevede la messa in sicurezza dell'intero costone, anche della riqualificazione della parte di sotto, con la realizzazione di alcuni camminamenti che riqualificano totalmente l'intera zona. È un progetto che abbiamo candidato sulla piattaforma Rendis e quindi a valere sui fondi regionali dell'assessorato al territorio e ambiente. La settimana scorsa, proprio per il monitoraggio di tutti quelli che sono i progetti che andiamo presentando, perché li andiamo seguendo, siamo stati dall'assessore Cordaro alla presenza del nuovo direttore generale dell'assessorato proprio per spingere molto per il finanziamento di questo progetto. Il consolidamento del costone avrà certamente tempi lunghi, ecco perché il sindaco di Agrigento assicura che sarà avviata una procedura per garantire un intervento tampone nell'immediato. Abbiamo intanto interessato non solo la protezione civile, che domani tra la mattinata e il pomeriggio sarà presente con noi sui luoghi per verificare ipotesi che possono essere in qualche misura transitorie nelle more che si realizzi questo progetto, che è un progetto importante di 4 milioni di euro, che porterà via inevitabilmente tempi, e vedere con loro, d'intesa con il nostro ufficio tecnico che era con me sui luoghi pure stamattina, che tipo di soluzioni transitorie si possono trovare. Lì il tema è come mai si è andata a costruire almeno quest'ultima parte della stecca di palazzine basta andarci, vedere qual è il sottofondo dove sono state costruite le palazzine e si vede che c'è un terreno, non vorrei dire che sia di riporto, ma certamente assolutamente friabile. Oggi ci troviamo di fronte a una questione che è grave, di grande portata e con la quale stiamo cercando di fare i conti.